6 nuove fondazioni denominate ITS, Istituti Tecnici Superiori, istituite in Sicilia grazie all'approvazione del piano triennale per l'offerta formativa da parte della Giunta regionale della Regione Siciliana. Si tratta di nuovi percorsi di specializzazione tecnica post-diploma che si aggiungono ai 5 già esistenti, pensati e realizzati nell'area della Sicilia, considerate prioritaria per la crescita economica della regione. I corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito della programmazione 2014-2020 con la regia dell'assessorato alla formazione professionale e all'istruzione consentono di acquisire il diploma di tecnico superiore equivalente al 5° livello del quadro europeo delle qualifiche. Tra le new entry i corsi biennali agroduro e agrolatte a cura delle fondazioni ITS Sicani di Bivona, nella nostra provincia, finalizzati alla specializzazione nel settore della cerealicoltura e l'alta qualificazione professionale nell'ambito lattiero-caseario. Per accedere ai corsi con frequenza obbligatoria bisogna avere conseguito il diploma di scuola media superiore. Oltre alle ore di lezione sono previsti anche i tirocini presso varie aziende. ITS, un acronimo non conosciuto da molti, ma una straordinaria possibilità di futuro e di progetto per i nostri giovani. Abbiamo voluto implementare e rafforzare il sistema degli ITS in Sicilia, partiti da 5 ITS e oggi siamo a 11 ITS, con una percentuale di sbocco occupazionale particolarmente alta, molto vicina alle punte nazionali dell'85-90%. Ogni ITS ha una sua tematica: l'agroalimentare, il navale, l'agricoltura, la meccatronica. Si tratta di strumenti moderni che le società più evolute hanno largamente adottato e che noi oggi proponiamo ai giovani siciliani. Ma l'importante è fare della formazione, della cultura, dell'apprendimento la base del proprio percorso professionale e il lancio vero, autentico, importante verso il futuro. Vi aspettiamo anche solo per visitarli negli ITS della Sicilia.